Inutile indossare maschera e boccaglio. Non sapevo come spiegarla. Una taglia sulla testa di chi ha decapitato il cigno di Grignano. Chiunque fornirà indicazioni utili all'individuazione del responsabile del gesto agli uffici del Corpo Forestale di Trieste o Picina, i cui contatti si trovano online, sarà ricompensato dal partito animalista con un assegno da 250 euro. Buongiorno Gianluca. Buongiorno Bernardo, a te e al tuo ospite. Esatto, siamo qui al Ferrini, luogo che tu conosci molto bene, visto che ti sei occupato anche recentemente appunto di questa situazione. Innanzitutto ti do la comunicazione che è arrivato l'autunno, un fenomeno curioso dopo la primavera, davvero, però sicuramente questo non ci percuote. Ma la nostra prima azione è stata di metterci d'accordo con il Partito Animalista Italiano, con il nostro presidente Cristiano Ceriello, per fare una denuncia. Abbiamo fatto questa denuncia alla Procura di Trieste e abbiamo messo anche una taglia, ma questa taglia più che altro è un atto provocatorio per aiutare e istigare qualcuno. Però insomma le temperature si sono riabbassate, quindi diciamo che abbiamo avuto un assaggino di estate, poi rapidamente scomparsa. Qui ti faccio vedere i lavori in corso, stanno continuando lo sgombero ovviamente di tutta l'immondizia e gli oggetti ingombranti che ovviamente devono essere rimossi per far spazio alla riqualificazione. E poi hai visto anche, Bernardo, che abbiamo inquadrato una stampante. Non so se noi al lavoro abbiamo bisogno di una stampante, Bernardo, però insomma ecco, qui ce n'è una, ad esempio. Mi sembra un po' arrugginita. L'importante è che funzioni, come tu bene giustamente sai, esatto. Uccello piuttosto robusto, insomma. Quindi insomma c'è davvero di tutto qui, oggetti ingombranti a go-go. Anche sa difendersi, quindi averlo trovato senza insanguinamento né nulla, decapitato sullo squero, fa pensare al fatto che senz'altro una barca con un'elica non può essere, perché sennò c'era piumaggio sparso o altro, se fosse successo direttamente lì a Grignano. Diciamo che la condizione è anche di aver trovato il corpo totalmente senza nessun tipo di ulteriore contatto o colpo. E infatti il lavoro di Italspurg in questo momento molto certosino anche di proprio andare a verificare ogni singolo ambiente, dagli spogliatoi a quelli che erano i bagni una volta, insomma sappiamo come è preso l'ex Ferrini e tu personalmente sei entrato in diverse occasioni. Io sono in compagnia dell'assessore ai lavori pubblici e agli impianti sportivi in questo caso, giusto? Elisa Lodi. A recuperare la carcassa è stato il servizio veterinario di Asugi, passando poi l'incarico degli accertamenti alla forestale, nello specifico alla sezione di Opicina. La testa del cigno non è stata rinvenuta e dunque è probabile che sia stata portata via da chi ha compiuto il macabro gesto. Il responsabile rischia da 4 mesi a 2 anni di carcere secondo il codice penale, pena stabilita per l'uccisione di animali per crudeltà e senza motivo. Che saluto, buongiorno. Buongiorno Bernardo e l'ospite in studio. Buongiorno a Come lei. procede? Ovviamente sappiamo che ci vorranno circa 2 settimane in totale per la pulizia completa e poi bisognerà procedere ovviamente a rifare tutto sostanzialmente. Sì, praticamente sì, abbiamo deciso di fare questa pulizia radicale di quest'area perché ormai era intollerabile, nel senso che atti di vandalismo, incursioni eccetera avevano poi anche coinvolto la polizia locale e i vigili del fuoco recentemente, quindi abbiamo costruito questo appalto che è di oltre 30.000 euro. La difficoltà è stata quella di trovare poi anche un'azienda che fosse in grado di gestire il trattamento di questi rifiuti, perché qui abbiamo rifiuti di ogni genere. Chiedo scusa ai telespettatori perché sto notando con un certo terrore che quantomeno sul monitor di studio i miei capelli, tutti e 5, sembrano come se fossi ossigenato con quei vecchi, come si chiamavano, quei vecchi cachet che si usavano una volta. I testa nera. State dicendo che Mario Ghiacci deve lasciare? I testa nera. Che dopo sono diventati Schwarzkopf. I miei sono grigi, adesso non so cosa succede, ma insomma. Negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone, molto più che in Italia, anzi direi a differenza che in Italia il manager che fallisce viene sostituito.
Per cui io mi aspetto più che un passo indietro da parte di Ghiacci, una presa di posizione molto decisa da parte della proprietà. Tiriamocelo fuori sto nome. Radio Tiriamo, Basket dice che Ghiacci ha già un accordo con Reggio Emilia, insomma dopo Sì, ma è girato saremo anche nel probabilmente anche smentiti, ma è un po'... Io non mi permetto di commentare. Non credo che sia una cosa intelligente, praticabile, possibile avere una società americana che investa sulla pallacanestro. Parliamo di niente, parliamo di il quarto, quinto budget della Serie A sono 7-8 milioni. Noi abbiamo una società americana che investe per 7-8 milioni? Non ha senso un investimento del genere, è contro le abitudini dei fondi americani, quindi questa qui è una fantasia che secondo me è stato un gesto, io l'ho imparato. Cioè, secondo lei cosa succede adesso? Perché i proprietari sono loro. Sono venuti a fare i turisti, io non vedo la possibilità seria di un investimento che possa andare al di là di 2, 3, 4 milioni, per che cosa? Poi i proprietari chi sono? Che cosa hanno alle spalle? Che gruppo rappresentano? Cina, Germania e Trieste, una triangolazione che appare sempre più chiara a livello portuale e logistico, che si scontra però con la visione del governo Meloni, che sta ragionando sulla possibile disdetta dell'accordo sulla Via della Seta. Andiamo con ordine. Il governo tedesco ha approvato la partecipazione di minoranza, 24,9%, della cinese COSCO nel terminal Tollerort di Amburgo, gestito da ALA, la stessa società che ha in mano la piattaforma logistica del porto di Trieste. La vicenda aveva subito uno stop dal governo tedesco, che aveva definito il terminal una struttura critica. Poi però, finita la burrasca mediatica che aveva investito l'esecutivo, ecco il via libera al dragone. Amburgo diventa così un hub logistico per la Cina, che è già attualmente il primo partner commerciale della Germania e del porto di Amburgo, con circa il 30% delle merci movimentate in quel porto che provengono dalla Cina o vi sono destinate. Ed ecco che proprio oggi, nel comunicato dell'autorità portuale guidata da Zeno D'Agostino, che sottolinea i risultati conseguiti alla Fiera della Logistica di Monaco, si spiega come proprio dalla Germania sono stati promossi investimenti di portata storica nello scalo giuliano. Basti pensare, si legge, all'intervento di colossi quali ALA per la gestione della piattaforma logistica attraverso la società ALA PLT Italy e DUI Sport, entrato nella compagine societaria dell'Interporto di Trieste con il 15% delle quote. La Germania, infatti, è il primo partner commerciale dello scalo giuliano a livello di traffico ferroviario. Il 31% dei treni totali sono collegati direttamente al paese. E mentre ALA spinge per la futura costruzione del Molo Ottavo, tema sul piatto in questi giorni proprio dell'evento fieristico per massimizzare gli spazi in banchina, ecco che le maestranze entrano invece in agitazione sindacale. Durante l'assemblea di ieri dei portuali della piattaforma, ha comunicato l'USB, sono emersi due problemi: il riconoscimento dello stesso regime salariale per i lavoratori ex GST, che rischiano di perdere 400 euro mensili, e un sistema premiale basato sulle competenze e non sulle extra presenze in azienda. In questo quadro complesso si innesta il tema politico. Il governo Meloni ha già più volte chiarito di non condividere l'accordo sulla Via della Seta del governo Conte. La Premier ha chiarito che non è stato ancora deciso di stracciare l'intesa, considerando un asse sempre più forte con gli Stati Uniti, ma la decisione della disdetta, secondo indiscrezioni, non è in discussione. Resta da decidere solo la modalità utile a non compromettere le relazioni internazionali su altri fronti, in vista del G7 di Hiroshima. Sono 47 anni e sono a Trieste e mi ha dato l'opportunità di far crescere l'istituto in cui lavoravo, di farla assumere un'importanza internazionale e insomma ho trovato un ambiente molto favorevole. Così Margherita Hack in un'intervista a Tele4 del settembre 2012, quando ricevette il sigillo della provincia di Trieste. Chissà cosa direbbe oggi con una delle sue sagaci battute sulla bagarre in consiglio comunale, che ieri sera si è diviso sull'erezione di una statua in sua memoria e alla fine è prevalso il no. Forse avrebbe azzardato un "me ne importa un fico secco" di una statua, preferendo una donazione per la ricerca o per l'amato Gattile. Ad ogni modo la proposta è arrivata da Rosanna Pucci del PD e si è arenata in particolare
per l'opposizione di Fratelli d'Italia e Lega. Bocciando la mia mozione che proponeva la realizzazione di una statua in memoria di Margherita Hack, la grande scienziata i cui meriti sono riconosciuti a livello internazionale e che ha dato tanto lustro alla città di Trieste, il centrodestra ha tradito la volontà popolare. Margherita Hack è riconosciuta a livello nazionale e internazionale da ogni concittadino triestino come un grande scienziato, un grande personaggio della nostra storia. È già prevista un'intitolazione a Margherita Hack presso un istituto di via Commerciale, quindi diciamo che questo è stato il motivo che ha scatenato la bufera ieri in Consiglio Comunale. Una statua a Trieste in onore della celebre Margherita Hack. Questa è la proposta in Consiglio Comunale, che però è stata bocciata. Ma andiamo a sentire invece cosa ne pensano i cittadini di Trieste. Sì, non credo che dia fastidio a nessuno. Assolutamente sì. Se era un personaggio, forse meriteria, non so. L'Hack mi piace senz'altro. Bisogna fare la statua. Un personaggio che per Trieste è stato importante? Certo, sicuramente. E lei cosa ne pensa? Ma penso anch'io, perché per Trieste è una persona importante. È stato un grande personaggio non a livello triestino né italiano, direi proprio mondiale. Per cui, anche se io sono stato consigliere comunale con lei, di opposti gruppi, però un grande rispetto per una signora, insomma, che sapeva quello che faceva. Un no motivato dalla già deliberata intitolazione della scuola e via Commerciale, che però non ha convinto tutti all'interno del centrodestra. Dal capogruppo di Forza Italia Alberto Polacco, che ha una posizione possibilista sull'idea di un busto nell'istituto a lei dedicato, mediazione varata dal consigliere Dem Stefano Ukmar, mentre il sindaco di Piazza e l'assessore Rossi erano apertamente a favore della statua proposta dall'opposizione. Dunque la bagarre si è spostata pure sull'aspetto relativo all'assenza di donne tra le figure ritratte nelle statue presenti in città, con qualche scambio di battute ben sopra le righe. Hanno dato del maschilista, diciamo, al Consiglio Comunale, in quanto a Trieste sono presenti poche statue di intitolazioni di vie e strade a personaggi femminili. Nel corso della storia sono stati numerosi i personaggi femminili, ma ancora più numerosi i personaggi maschili che si sono contraddistinti a livello cittadino e non. Quindi questi sono attacchi del tutto strumentali e ridicoli. Non è una questione di genere, è una questione del valore di Margherita Hack. Naturalmente ieri è apparso chiaro, sono apparse veramente chiare, evidenti le fratture che sono emerse nel centrodestra e che sta perdendo credibilità e che sembra non arrivare a fine mandato, questo lo possiamo dire. È una grande che ha fatto grande il nome Trieste nel mondo per l'astrofisica. A parte il fatto che Margherita Hack era una mia cordialissima amica, amava questa città e se ne preoccupava, è stata un'operatrice culturale, è stata una propagatrice di cultura e di coraggio per le donne nell'incoraggiarle a fare mestieri scientifici. Per me sì, hanno fatto tante statue e avrebbero potuto fare anche questa. Anche lei la pensa così? Sì, d'accordo. Ma può anche essere, come no, visto che era una nostra studiosa, sì. Per me andrebbe bene, almeno per ricordarla. Comunque io abito Greta, avevo un negozio in via Udine, di conseguenza la conoscevo anche personalmente. Perciò sì. Sarebbe una buona idea. Sarebbe una buona idea, sì. Hanno messo tante statue e forse questa aveva un senso. Nella zona del Pedocin venne creato a partire dal 1890 il cosiddetto bagno fontana. Ad oggi il parcheggio di fronte al Pedocin è destinato ad esclusiva area di sosta per i veicoli dei crocieristi. Chi arriva e si imbarca a Trieste può prenotare attraverso il sito della Trieste Terminal Passeggeri il proprio posto auto in una delle aree di sosta disponibili, fra cui anche l'area fra la Lanterna e l'Acqua Marina. I prezzi, come riporta il sito internet, oscillano dai 115 ai 165 euro in una forbice temporale fra i 4 e i 9 giorni di sosta. Che può essere considerato un antecedente del Pedocin, che era una struttura in realtà molto più simile alle strutture odierne, non era un bagno galleggiante ma era sulla riva, quindi una struttura balneare classica, che si caratterizzava per questo bel edificio che è presente ancora in molte fotografie ottocentesche, lo trovate facilmente, in stile orientaleggiante, che era chiaramente caffetteria, luogo dei fumatori,
zona di ristoro in generale, e davanti a ciò vi era il classico bagno come oggi lo intendiamo, la classica struttura balneare suddivisa tra uomini e donne. Quindi abbiamo questo antecedente del Pedocin, il bagno fontana, che veniva frequentato persino da Joyce. La stessa TTP all'interno del proprio sito internet fornisce le indicazioni per raggiungere l'area, guidando gli utenti dall'uscita dell'autostrada. Questo preclude al momento la possibilità ai cittadini, e in particolare ai frequentatori del Pedocin, di poter trovare un parcheggio nei pressi dello stabilimento. Parcheggi, ricordiamolo, che sono a pagamento. Una dinamica che, se durante i giorni di pioggia può essere superflua, quando arriverà il caldo sarà d'ostacolo ai bagnanti, chiamati a cercare uno stallo altrove. Il comune, del canto suo, non essendo titolare di quell'area, può svolgere un ruolo di facilitatore nei confronti dei bagnanti, tenendo presenti però anche le esigenze del comparto croceristico. Ecco dunque che arriva la disponibilità a poter utilizzare il parcheggio di Via Carli. Faremo così per risolvere il problema dei croceristi. Stiamo disponendo gli atti che sono praticamente già pronti per dare la possibilità a TTP, che ha necessità di avere dei parcheggi ulteriori per i croceristi, di poter fare utilizzo dei parcheggi all'interno del parcheggio comunale all'interno di Via Carli, in modo tale che quindi ci sia un appoggio lì per i croceristi e conseguentemente non chiudere quell'area e di lasciarla in concessione, cioè libera a pagamento ovviamente, com'è di fatto per gli utenti del Pedocin. I grandi appassionati di Joyce europei, specie irlandesi, inglesi, spesso visitano Trieste e cercano il bagno Savoia-Usonia e il Pedocin perché sanno che in quell'area vi era anticamente il bagno fontana. E in quest'ambito quindi il bagno fontana in realtà era un bagno di alta levatura, no? In questo periodo che si afferma il nomignolo di Pedocin, che ancora non si sa quale sia la reale causa. Perché in quella zona dalle ore 16 alle 18, se ricordo bene, vi era una fascia oraria precisa e veniva la truppa per potersi svagare all'aria aperta, per fare il bagno, eccetera, e in quell'occasione si spidocchiavano, no? E da qui il pedocio, no? Pedocin. Secondo altri invece il Pedocin era riferito alle cozze di mare, no? Il pedocio in tal senso. Secondo altri ancora era comunque uno stabilimento balneare di piccole dimensioni, si era compressi, si stava come sardine e pertanto Pedocin nel senso di tanti pedoci, di tanti cozzi di mare che stanno vicini l'uno all'altro. A partire da quando si riuscirà a spostare questo travaso? Io spero a stretto giro, nel senso che ci stiamo già lavorando da alcune settimane, avevamo già sentito più volte il dottor Mariani di TTP, c'era da stabilire ovviamente la parte economica di tariffa e quindi fare i ragionamenti con la ragioneria, ma io penso che in un paio di settimane abbiamo risolto anche questo problema. Questo è il rivestimento appunto che viene messo tutto attorno alla volta. Che è ignifugo, naturalmente è ignifugo, e vedete. Allora cominciamo a dare un'occhiata oggi a questa galleria, tanto perché tutti parlano, ma poi bisogna anche fare. Ma è tanto tempo, sì, ma tanto per dirvi, vi farò vedere che abbiamo tirato 20 km di cavi da 5 centimetri. Non è mica così facile, sapete cari concittadini, fare questi lavori. Comunque come potete vedere ormai siamo nella fase finale e sta venendo anche bene. Andiamo a vedere, allora, oggi, Il Partito Democratico fa partire l'affondo contro il centrodestra comunale. Opere ferme, maggioranza frammentata, nessun piano strategico per il turismo, poca attenzione alle esigenze delle periferie e incapacità di gestire i fondi comunali al punto da arrivare a un avanzo di bilancio che, secondo i Dem, sono il segnale che la Giunta non ha pianificato bene la spesa pubblica. È il terzo anno che il Comune di Trieste registra un avanzo di bilancio che, se da una parte può essere sicuramente un elemento positivo, perché vuol dire che ha saputo mettere da parte appunto e quindi essere molto oculato, dall'altro in primis vuol dire che non è riuscito, non ha avuto la capacità e la strategia di spendere. Io capisco che l'opposizione debba fare il suo lavoro perché questo determina anche un equilibrio istituzionale utile, ma nel farlo potrebbe anche scegliere argomenti fondati. Dicevano appunto che lunedì non c'erano assessori nel Consiglio comunale, quando in verità eravamo presenti io e gli assessori Babuder, Lodi, Avian e De Blasio a gestire anche quelle che erano le discussioni in essere e tantomeno vedo un problema di
di tenuta della maggioranza. Ogni tot metri sui New Jersey, eccoli qua, li vedete, ogni tot metri ci saranno, vedete questo, ci sarà la luce, per cui ci sarà anche un effetto simpatico, nel senso quando entri dentro avrai tutta questa illuminazione, oltre che l'idrante, il sottosuolo, i metri, eccetera. Sta venendo molto bene. E lunga, difficile, un'avventura che era meglio, però dopo siamo sempre alle solite, se mai non inizi, mai non finisci. Oltre all'immobilismo sulle opere e sul Porto Vecchio e la melina riguardo i doppi incarichi degli assessori Savino e Matteoni, il capogruppo Barbo lamenta la poca incisività del comune verso la regione. È una città ferma in cui i lavori pubblici sono fermi, in cui attendiamo di capire se cosa succederà in Porto Vecchio. Lunedì significativamente il sindaco e il presidente della lista di piazza, che è l'assessore Rossi, non c'erano e c'è stato il totale caos, chiuso nel rifiuto sostanzialmente di discutere delle mozioni e delle tematiche che chiedevano a Trieste di fare il ruolo di capoluogo regionale, di ribellarsi quando le decisioni regionali vanno a penalizzare i nostri cittadini. Perché la Giunta e i consiglieri di maggioranza stanno continuando a lavorare. Ma qui invece ci saranno, queste sono già le luci definitive, ce ne saranno altre? No, queste sono le luci. La galleria è illuminata, non la trovo illuminata. In più avremo queste a fianco, qui avrai ogni tot metri, vedi, adesso te le faccio vedere, in fondo le abbiamo già montate. La goccia? Il problema di questa galleria, quello che ci ha fatto perdere un sacco di tempo è l'acqua, perché il progetto prevedeva sprizzare che bloccavi l'acqua, col cavolo. Qui sopra ci sono torrenti, allora cosa abbiamo inventato dopo? Abbiamo inventato la copertura con l'acqua che vedi scendi, abbiamo fatto tutte le canali di scarico che prendono l'acqua che cade attraverso questa copertura. Non c'era alternativa, anche perché mi ricordo che i vigili del fuoco ogni anno d'inverno intervenivano perché c'erano, ti ricordi, le stalattiti di ghiaccio. Ecco gli aeratori, no? Quelli giù in fondo. Quelli sono gli aeratori, ormai qui dove siamo adesso è finita, mancano solo queste lucette a fianco, le vedete qua, no? Solo queste mancano, qui è tutto finito. Ma la famosa distanza della pista ciclabile che è stata criticata? Ma quelle sono le critiche di chi non sa. Senza girarci troppo attorno, Francesco Russo lancia il carico da 11 contro sindaco e giunta. Dopo le regionali ci aspettavamo un rilancio dell'amministrazione e della giunta. Si sono divisi, sono usciti 4 consiglieri della lista di piazza, vogliamo capire se il sindaco ha ancora l'appoggio della sua maggioranza. Allora, chi non sa di solito parla. No? E allora la critica, eccetera. Questa è una galleria che è fatta così, vuoi arrivare con la bicicletta, vai qua dentro e ti fai tutta la cosa con la bicicletta, e allora cosa vuoi? Io temo sia iniziato il prepensionamento di Piazza. 6 metri per la bicicletta, andiamo avanti. In un verso e nell'altro. Sì, no, dico, dove siamo in questo momento per spiegare ai cittadini, qui è finito tutto, vedi? C'è la segnaletica, qui siamo qui. Adesso arriviamo in fondo sulla piazza Foraggi che mancano quei metri. Vedi già tutto asfaltato, eccetera. Dove poi realizzerà le rotonde dette. Qui manca ancora, è la parte di volta che manca, quella che vediamo, no? Cos'è? No, qui non manca la volta. Okay. Qui non c'era il problema dell'acqua. Cioè dove non c'è il problema dell'acqua non abbiamo messo la cosa, no? Ho capito, la copertura. La copertura anche perché non serve, qui era tutto asciutto. Abbiamo messo la copertura dove serviva, insomma. Qui non c'era il problema. Mi sembra che abbiamo coperto l'80% della galleria, tanto per darti un dato. Con questa plastica, no, che sembra ancora invece un materiale, però insomma sta venendo molto bene. Dove stiamo camminando, ripeto, è già terminata. Adesso arriveremo in fondo, vediamo quanto manca. Ieri ero qua, ho passato un'ora con gli operai, insomma adesso vediamo. I suoi alleati abbiano perso fiducia in lui, soprattutto molti cittadini l'hanno persa. Andando avanti, non ci consegnavano materiali. Non ci consegnavano i materiali perché sai che col 110 tutta l'Italia è senza materiali e avevamo quel problema lì. Adesso sono arrivati
e adesso vedrete che stanno lavorando. E le famose luci appunto che saranno lungo tutto il percorso sono queste. Ecco, tanto per dirti. Stanno continuando in questo momento a montarle. Lungo il percorso del New Jersey stiamo montando queste luci, le vedi, che saranno anche una cosa molto simpatica, nel senso che quando entrerai in galleria avrai proprio una guida che sarà difficile, insomma, guarda che bello, guarda che bello. Vuoi una per casa? No, grazie. I comitati per l'ovovia, i comitati per la piscina terapeutica. I tasselli. I tasselli che vengono fissati dentro e poi tengono la copertura, li vedi? Questi poi si allargano, vedi quando poi li battono col martello si allargano. Faccio vedere questo macchinario, praticamente viene gestito e guidato direttamente dall'operatore che è a bordo, e quindi con estrema attenzione i due si coordinano nel momento in cui devono inserire il tassello dopo aver trapanato, e quindi una volta che hanno trapanato, per altura, i comitati di San Giacomo dicono che c'è un malessere tra i cittadini. Avvitano mantenendo anche uno spessore. E noi siamo qui per chiedere che questa amministrazione dia un cambio di passo oppure si faccia da parte. Che inseriscono dietro ognuno di questi pannelli, perché appunto ci sia la possibilità per le gocce di scorrere e finire nelle canalette. Da quando siamo qui circa 10 minuti questo pannello ulteriore, quindi 1 metro almeno, è stato pienamente installato. Fra 3 pannelli abbiamo finito la parte verso Piazza Foraggi, dopo manca questa a destra, vedi? Però vedi, ogni pannello si va avanti in maniera abbastanza veloce. Adesso volevo farti vedere, per far capire ai nostri concittadini, cosa abbiamo messo sottoterra. Guardate i contenitori, questi cavi. Guardate la quantità di contenitori per un totale di 20 km di tubi. Oh, attenzione, non un tubo qualsiasi, di questo diametro. Con questo diametro. Guardate la quantità di contenitori che abbiamo, guarda. Guarda, questi sono i tubi, no? Guarda. Questi sono stati messi sottoterra per 20 km, ma non solo per la galleria, ma perché servivano, e devo ringraziare anche Era che ci ha dato una mano. Guardate quanti contenitori ci sono, guardate. No, perché quando si parla poi bisogna avere anche, guardate la galleria si poteva aprire anche prima? Sì? Sì, però io non ho voluto aprirla perché questi poi l'avrebbero chiusa di notte e lavorato di notte. Andate avanti, 20 giorni più, 20 giorni meno, non cambia la vita a nessuno. Cambia soltanto per quelli che mi criticano. Cosa è successo? Come Dottone, mani si discono. Pronti a indossare maschera e boccaglio. Non sapevo come spiegarla. Cosa è successo? Come Dottone, mani si discono. Pronti a indossare maschera e boccaglio. Non sapevo come spiegarla. Una taglia sulla testa di chi ha decapitato il cigno di Grignano. Chiunque fornirà indicazioni utili all'individuazione del responsabile del gesto agli uffici del Corpo Forestale di Trieste o Picina, i cui contatti si trovano online, sarà ricompensato dal partito animalista con un assegno da 250 euro. Buongiorno Gianluca. Buongiorno Bernardo, a te e al tuo ospite. Esatto, siamo Buongiorno. qui al Ferrini, luogo che tu conosci molto bene, visto che ti sei occupato anche recentemente appunto di questa situazione. Innanzitutto ti do la comunicazione che è arrivato l'autunno, un fenomeno curioso dopo la primavera, davvero, però sicuramente questo non ci percuote. Ma la nostra prima azione è stata di metterci d'accordo con il Partito Animalista Italiano, con il nostro presidente Cristiano Ceriello, per fare una denuncia. Abbiamo fatto questa denuncia
alla Procura di Trieste e abbiamo messo anche una taglia, ma questa taglia più che altro è un atto provocatorio per aiutare e istigare qualcuno. Però insomma le temperature si sono riabbassate, quindi diciamo che abbiamo avuto un assaggino di estate, poi rapidamente scomparsa. Qui ti faccio vedere i lavori in corso, stanno continuando lo sgombero ovviamente di tutta l'immondizia e gli oggetti ingombranti che ovviamente devono essere rimossi per far spazio alla riqualificazione. E poi hai visto anche, Bernardo, che abbiamo inquadrato una stampante. Non so se noi al lavoro abbiamo bisogno di una stampante, Bernardo, però insomma ecco, qui ce n'è una, ad esempio. Mi sembra un po' ruginita. L'importante è che funzioni, come tu bene giustamente sai, esatto. Uccello piuttosto robusto, insomma. Quindi insomma c'è davvero di tutto qui, oggetti ingombranti a go-go. Anche sa difendersi, quindi averlo trovato senza insanguinamento né nulla, decapitato sullo squero, fa pensare al fatto che senz'altro una barca con un'elica non ne può essere, perché sennò c'era piumaggio sparso o altro, se fosse successo direttamente a Grignano. Diciamo che la condizione anche di aver trovato il corpo totalmente senza nessun tipo di ulteriore contatto o colpo. E infatti il lavoro di Italspurga in questo momento molto certosino anche di proprio andare a verificare ogni singolo ambiente, dagli spogliatoi a quelli che erano i bagni una volta, insomma sappiamo come è preso l'ex Ferrini e tu personalmente sei entrato in diverse occasioni. Io sono in compagnia dell'assessore ai lavori pubblici e agli impianti sportivi in questo caso, giusto? Elisa Lodi. A recuperare la carcassa è stato il servizio veterinario di Asugi, passando poi l'incarico degli accertamenti alla forestale, nello specifico alla sezione di Opicina. La testa del cigno non è stata rinvenuta e dunque è probabile che sia stata portata via da chi ha compiuto il macabro gesto. Il responsabile rischia da 4 mesi a 2 anni di carcere secondo il codice penale, pena stabilita per l'uccisione di animali per crudeltà e senza motivo. Che saluto, buongiorno. Buongiorno Bernardo e all'ospite in studio. Buongiorno. Come procede? Ovviamente sappiamo che ci vorranno circa 2 settimane in totale per la pulizia completa e poi bisognerà procedere ovviamente a rifare tutto sostanzialmente. Sì, praticamente sì, abbiamo deciso di fare questa pulizia radicale di quest'area perché ormai era intollerabile, nel senso che atti di vandalismo, incursioni eccetera avevano poi anche coinvolto la polizia locale, i vigili del fuoco recentemente, quindi abbiamo costruito questo appalto che è di oltre 30.000 euro. La difficoltà è stata quella di trovare poi anche un'azienda che fosse in grado di gestire il trattamento di questi rifiuti, perché qui abbiamo rifiuti di ogni genere. Chiedo scusa ai telespettatori perché sto notando con un certo terrore che quantomeno sul monitor di studio i miei capelli, tutti e 5, sembrano come se fossi ossigenato con quei vecchi, come si chiamavano, quei vecchi cachet che si usavano una volta. I testa nera. State dicendo che Mario Ghiacci deve lasciare? I testa nera. Che dopo sono diventati Schwarzkopf. I miei sono grigi, adesso non so cosa succede, ma... Negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone, molto più che in Italia, anzi direi a differenza che in Italia, il manager che fallisce viene sostituito. Per cui io mi aspetto più che un passo indietro da parte di Ghiacci, una presa di posizione molto decisa da parte della proprietà. Tiriamocelo fuori sto nome. Radio Basket dice che Ghiacci ha già un accordo con Reggio Emilia, insomma dopo saremo probabilmente anche smentiti, ma è un po'... Io non mi permetto di commentare. Non credo che sia una cosa intelligente, praticabile, possibile avere una società americana che investa sulla pallacanestro. Parliamo di niente, parliamo di il quarto, quinto budget della Serie A sono 7-8 milioni. Noi abbiamo una società americana che investe per 7-8 milioni? Non ha senso un investimento del genere, è contro le abitudini dei fondi americani, quindi questa qui è una fantasia che secondo me è stato un gesto, io l'ho imparato. Cioè secondo lei cosa succede adesso? Perché i proprietari sono loro.
sono venuti a fare i turisti. Io non vedo la possibilità seria di un investimento che possa andare al di là di 2, 3, 4 milioni. Per che cosa? Poi i proprietari chi sono? Che cosa hanno alle spalle? Che gruppo rappresentano? Cina, Germania e Trieste, una triangolazione che appare sempre più chiara a livello portuale e logistico, che si scontra però con la visione del governo Meloni, che sta ragionando sulla possibile disdetta dell'accordo sulla via della seta. Andiamo con ordine. Il governo tedesco ha approvato la partecipazione di minoranza, 24,9%, della cinese COSCO nel terminal Tollerort di Amburgo, gestito da ALA, la stessa società che ha in mano la piattaforma logistica del porto di Trieste. La vicenda aveva subito uno stop dal governo tedesco, che aveva definito il terminal una struttura critica. Poi però, finita la burrasca mediatica che aveva investito l'esecutivo, ecco il via libera al dragone. Amburgo diventa così un hub logistico per la Cina, che è già attualmente il primo partner commerciale della Germania e del porto di Amburgo, con circa il 30% delle merci movimentate in quel porto che provengono dalla Cina o vi sono destinate. Ed ecco che proprio oggi, nel comunicato dell'autorità portuale guidata da Zeno D'Agostino, che sottolinea i risultati conseguiti alla Fiera della Logistica di Monaco, si spiega come proprio dalla Germania sono stati promossi investimenti di portata storica nello scalo giuliano. Basti pensare, si legge, all'intervento di colossi quali ALA per la gestione della piattaforma logistica attraverso la società ALA PLT Italy e Duisport, entrato nella compagine societaria dell'Interporto di Trieste con il 15% delle quote. La Germania, infatti, è il primo partner commerciale dello scalo giuliano a livello di traffico ferroviario. Il 31% dei treni totali sono collegati direttamente al paese. E mentre ALA spinge per la futura costruzione del Molo Ottavo, tema sul piatto in questi giorni proprio dell'evento fieristico per massimizzare gli spazi in banchina, ecco che le maestranze entrano invece in agitazione sindacale. Durante l'assemblea di ieri dei portuali della piattaforma, ha comunicato l'USB, sono emersi due problemi: il riconoscimento dello stesso regime salariale per i lavoratori ex GST, che rischiano di perdere 400 euro mensili, e un sistema premiale basato sulle competenze e non sulle extra presenze in azienda. In questo quadro complesso si innesta il tema politico. Il governo Meloni ha già più volte chiarito di non condividere l'accordo sulla via della seta del governo Conte. La Premier ha chiarito che non è stato ancora deciso di stracciare l'intesa, considerando un asse sempre più forte con gli Stati Uniti, ma la decisione della disdetta, secondo indiscrezioni, non è in discussione. Resta da decidere solo la modalità utile a non compromettere le relazioni internazionali su altri fronti, in vista del G7 di Hiroshima. Sono 47 anni e sono a Trieste e mi ha dato l'opportunità di far crescere l'istituto in cui lavoravo, di farla assumere un'importanza internazionale e insomma ho trovato un ambiente molto favorevole. Così Margherita Hack in un'intervista a Tele4 del settembre 2012, quando ricevette il sigillo della provincia di Trieste. Chissà cosa direbbe oggi con una delle sue sagaci battute sulla bagarre in Consiglio Comunale, che ieri sera si è diviso sull'erezione di una statua in sua memoria e alla fine è prevalso il no. Forse avrebbe azzardato un me ne importa un fico secco di una statua, preferendo una donazione per la ricerca o per l'amato Gattile. Ad ogni modo la proposta è arrivata da Rosanna Pucci del PD e si è arenata in particolare per l'opposizione di Fratelli d'Italia e Lega. Bocciando la mia mozione che proponeva la realizzazione di una statua in memoria di Margherita Hack, la grande scienziata i cui meriti sono riconosciuti a livello internazionale e che ha dato tanto lustro alla città di Trieste, il centrodestra ha tradito la volontà popolare. Margherita Hack è riconosciuta a livello nazionale e internazionale da ogni concittadino triestino come un grande scienziato, un grande personaggio della nostra storia. È già prevista un'intitolazione a Margherita Hack presso un istituto di via Commerciale, quindi diciamo che questo è stato il motivo che ha scatenato la bufera ieri in Consiglio Comunale. Una statua a Trieste in onore della celebre Margherita Hack. Questa è la proposta in Consiglio Comunale, che però è stata bocciata. Ma andiamo a sentire invece cosa ne pensano i cittadini di Trieste. Sì, non credo che dia fastidio a nessuno. Assolutamente sì. Se era un personaggio, forse meriteria, non so. La Hack mi piace senz'altro. Bisogna fare la statua
Un personaggio che per Trieste è stato importante. Sicuramente. E lei cosa ne pensa? Ma penso anch'io, perché per Trieste è una persona importante. È stato un grande personaggio non a livello triestino né italiano, direi proprio mondiale, per cui anche se io sono stato consigliere comunale con lei e di opposti gruppi, però un grande rispetto per una signora insomma, che sapeva quello che faceva. Un no motivato dalla già deliberata intitolazione della scuola e via commerciale, che però non ha convinto tutti all'interno del centrodestra. Dal capogruppo di Forza Italia Alberto Polacco, che ha una posizione possibilista sull'idea di un busto nell'istituto a lei dedicato, mediazione varata dal consigliere Dem Stefano Ukmar, mentre il sindaco di Piazza e l'assessore Rossi erano apertamente a favore della statua proposta dall'opposizione. Dunque la bagarre si è spostata pure sull'aspetto relativo all'assenza di donne tra le figure ritratte nelle statue presenti in città, con qualche scambio di battute ben sopra le righe. Hanno dato del maschilista, diciamo, al Consiglio Comunale, in quanto a Trieste sono presenti poche statue di intitolazioni di vie e strade a personaggi femminili. Nel corso della storia sono stati numerosi i personaggi femminili, ma ancora più numerosi i personaggi maschili che si sono contraddistinti a livello cittadino e non. Quindi questi sono attacchi del tutto strumentali e ridicoli. Non è una questione di genere, è una questione del valore di Margherita Hack. Naturalmente ieri è apparso chiaro, sono apparse veramente chiare, evidenti le fratture che sono emerse nel centrodestra e che sta perdendo credibilità e che sembra non arrivare a fine mandato, questo lo possiamo dire. È una grande che ha fatto grande il nome Trieste nel mondo per l'astrofisica. A parte il fatto che Margherita Hack era una mia cordialissima amica, amava questa città e se ne preoccupava, è stata un'operatrice culturale, è stata una propagatrice di cultura e di coraggio per le donne nell'incoraggiarle a fare mestieri scientifici. Per me sì, hanno fatto tante statue e avrebbero potuto fare anche questa. Anche lei la pensa così? Sì, d'accordo. Ma può anche essere, come no, visto che era una nostra studiosa, sì. Per me andrebbe bene, almeno per ricordarla. Comunque io abito Greta, avevo un negozio in via Udine, di conseguenza la conoscevo anche personalmente, perciò sì. Sarebbe una buona idea. Sarebbe una buona idea, sì. Hanno messo tante statue e forse questa aveva un senso. Nella zona del Pedocin si venne creato a partire dal 1890 il cosiddetto bagno fontana. Ad oggi il parcheggio di fronte al Pedocin è destinato ad esclusiva area di sosta per i veicoli dei croceristi. Chi arriva e si imbarca a Trieste può prenotare attraverso il sito della Trieste Terminal Passeggeri il proprio posto auto in una delle aree di sosta disponibili, fra cui anche l'area fra la Lanterna e l'Acqua Marina. I prezzi, come riporta il sito internet, oscillano dai 115 ai 165 euro in una forbice temporale fra i 4 e i 9 giorni di sosta. Che può essere considerato un antecedente del Pedocin, che era una struttura in realtà molto più simile alle strutture odierne, non era un bagno galleggiante ma era sulla riva, quindi una struttura balneare classica, che si caratterizzava per questo bell'edificio che è presente ancora in molte fotografie ottocentesche, lo trovate facilmente, in stile orientaleggiante, che era chiaramente caffetteria, luogo dei fumatori, zona di ristoro in generale, e davanti a ciò vi era il classico bagno come oggi lo intendiamo, la classica struttura balneare suddivisa tra uomini e donne. Quindi abbiamo questo antecedente del Pedocin, il bagno fontana, che veniva frequentato persino da Joyce. La stessa TTP all'interno del proprio sito internet fornisce le indicazioni per raggiungere l'area, guidando gli utenti dall'uscita dell'autostrada. Questo preclude al momento la possibilità ai cittadini, e in particolare ai frequentatori del Pedocin, di poter trovare un parcheggio nei pressi dello stabilimento. Parcheggi, ricordiamolo, che sono a pagamento. Una dinamica che, se durante i giorni di pioggia può essere superflua, quando arriverà il caldo sarà d'ostacolo ai bagnanti, chiamati a cercare uno stallo altrove. Il comune, del canto suo, non essendo titolare di quell'area, può svolgere un ruolo di facilitatore nei confronti dei bagnanti, tenendo presenti però anche le esigenze del comparto croceristico. Ecco dunque che arriva la disponibilità a poter utilizzare il parcheggio di via Carli. Faremo così, per risolvere il problema dei croceristi stiamo disponendo gli atti che sono praticamente già pronti per dare la possibilità a TTP, che ha necessità di avere
dei parcheggi ulteriori per i crocieristi, di poter fare utilizzo dei parcheggi all'interno del parcheggio comunale all'interno di Via Carli, in modo tale che quindi ci sia un appoggio lì per i crocieristi e conseguentemente non chiudere quell'area e di lasciarla in concessione, cioè libera a pagamento ovviamente com'è di fatto per gli utenti del pedocino. I grandi appassionati di Joyce europei, specie irlandesi, inglesi, spesso visitano Trieste e cercano il bagno Savoia-Usogna e il Pedocin perché sanno che in quell'area vi era anticamente il bagno Fontana. E in quest'ambito quindi il bagno Fontana in realtà era un bagno di alta levatura, no? In questo periodo che si afferma il nomignolo di Pedocin, che ancora non si sa quale sia la reale causa, perché in quella zona dalle ore 16 alle 18, se ricordo bene, vi era una fascia oraria precisa e veniva la truppa per potersi svagare all'aria aperta, per fare il bagno, eccetera, e in quell'occasione si spidocchiavano, no? E da qui il pedocio, no? Pedocin. Secondo altri invece il pedocin era riferito alle cozze di mare, no? Il pedocio in tal senso. Secondo altri ancora era comunque uno stabilimento balneare di piccole dimensioni, si era compressi, si stava come sardine e pertanto pedocin nel senso di tanti pedoci, di tanti cozzi di mare che stanno vicini l'uno all'altro. A partire da quando si riuscirà a spostare questo travaso? Io spero a stretto giro, nel senso che ci stiamo già lavorando da alcune settimane, avevamo già sentito più volte il dottor Mariani in ITTP, c'era da stabilire ovviamente la parte economica di tariffa e quindi fare i ragionamenti con la ragioneria, ma io penso che in un paio di settimane abbiamo risolto anche questo problema. Questo è il rivestimento appunto che viene messo tutto attorno alla volta. Che è ignifugo, naturalmente è ignifugo e vedete. Allora cominciamo a dare un'occhiata oggi a questa galleria, tanto perché tutti parlano, ma poi bisogna anche fare. Ma è tanto tempo, sì, ma tanto per dirvi, vi farò vedere che abbiamo tirato 20 km di cavi da 5 centimetri. Non è mica così facile, sapete cari concittadini, fare questi lavori. Comunque come potete vedere ormai siamo nella fase finale e sta venendo anche bene. Andiamo a vedere, allora, oggi, cioè... Il Partito Democratico fa partire l'affondo contro il centrodestra comunale. Opere ferme, maggioranza frammentata, nessun piano strategico per il turismo, poca attenzione alle esigenze delle periferie e incapacità di gestire i fondi comunali al punto da arrivare a un avanzo di bilancio che, secondo i Dem, sono il segnale che la Giunta non ha pianificato bene la spesa pubblica. È il terzo anno che il Comune di Trieste registra un avanzo di bilancio che, se da una parte può essere sicuramente un elemento positivo, perché vuol dire che ha saputo mettere da parte appunto e quindi essere molto oculato, dall'altro in primis vuol dire che non è riuscito, non ha avuto la capacità e la strategia di spendere. Io capisco che l'opposizione debba fare il suo lavoro perché questo determina anche un equilibrio istituzionale utile, ma nel farlo potrebbe anche scegliere argomenti fondati. Dicevano appunto che lunedì non c'erano assessori nel Consiglio comunale, quando in verità eravamo presenti io e gli assessori Babuder, Lodi, Avian e De Blasio a gestire anche quelle che erano le discussioni in essere e tantomeno vedo un problema di tenuta della maggioranza. Ogni tot metri sui New Jersey, eccoli qua, vedete, ogni tot metri ci saranno, vedete questo, ci sarà la luce, per cui ci sarà anche un effetto simpatico, nel senso quando entri dentro avrai tutta questa illuminazione, oltre che l'idrante, il sottosuolo, i metri, eccetera. Sta venendo molto bene. E lunga, difficile, un'avventura che era meglio, però dopo siamo sempre alle solite, se mai non inizi, mai non finisci. Oltre all'immobilismo sulle opere e sul Porto Vecchio e la melina riguardo i doppi incarichi degli assessori Savino e Matteoni, il capogruppo Barbo lamenta la poca incisività del Comune verso la Regione. È una città ferma in cui i lavori pubblici sono fermi, in cui attendiamo di capire se cosa succederà in Porto Vecchio. Lunedì significativamente il sindaco e il presidente della lista di piazza, che è l'assessore Rossi, non c'erano e c'è stato il totale caos, chiuso nel rifiuto sostanzialmente di discutere delle mozioni e delle tematiche che chiedevano a Trieste di fare il ruolo di capoluogo regionale, di ribellarsi quando le decisioni regionali vanno a penalizzare i nostri cittadini. Perché la Giunta
Giunta e i consiglieri di maggioranza stanno continuando a lavorare. Ma qui invece ci saranno, queste sono già le luci definitive, ce ne saranno altre? No, queste sono le luci. La galleria è illuminata, non la trovo illuminata. In più avremo queste a fianco, qui avrai ogni tot metri, vedi, adesso te le faccio vedere, in fondo le abbiamo già montate. La goccia? Il problema di questa galleria, quello che ci ha fatto perdere un sacco di tempo è l'acqua, perché il progetto prevedeva sprizzare che bloccavi l'acqua, col cavolo. Qui sopra ci sono torrenti, allora cosa abbiamo inventato dopo? Abbiamo inventato la copertura con l'acqua che vedi scendi, abbiamo fatto tutte le canali di scarico che prendono l'acqua che cade attraverso questa copertura. Non c'era alternativa, anche perché mi ricordo che i vigili del fuoco ogni anno d'inverno intervenivano perché c'erano, ti ricordi, le stalattiti di ghiaccio. Ecco gli aeratori, no? Quelli giù in fondo. Quelli sono gli aeratori, ormai qui dove siamo adesso è finita, mancano solo queste lucette a fianco, le vedete qua, no? Solo queste mancano, qui è tutto finito. Ma la famosa distanza della pista ciclabile che è stata criticata? Ma quelle sono le critiche di chi non sa. Senza girarci troppo attorno, Francesco Russo lancia il carico da 11 contro sindaco e giunta. Dopo le regionali ci aspettavamo un rilancio dell'amministrazione e della giunta. Si sono divisi, sono usciti 4 consiglieri della lista di piazza, vogliamo capire se il sindaco ha ancora l'appoggio della sua maggioranza. Allora, chi non sa di solito parla. No? E allora la critica, eccetera. Questa è una galleria che è fatta così, vuoi arrivare con la bicicletta, vai qua dentro e ti fai tutta la cosa con la bicicletta, e allora cosa vuoi? Io temo sia iniziato il prepensionamento di Piazza. 6 metri per la bicicletta, andiamo avanti. In un verso e nell'altro. Sì, no, dico, dove siamo in questo momento per spiegare ai cittadini, qui è finito tutto, vedi? C'è la segnaletica, qui siamo qui. Adesso arriviamo in fondo sulla piazza Foraggi che mancano quei metri. Vedi già tutto asfaltato, eccetera. Dove poi realizzerà le rotonde dette. Qui manca ancora, è la parte di volta che manca, quella che vediamo, no? Cos'è? No, qui non manca la volta. Okay. Qui non c'era il problema dell'acqua. Cioè dove non c'è il problema dell'acqua non abbiamo messo la cosa, no? Ho capito, la copertura. La copertura anche perché non serve, qui era tutto asciutto. Abbiamo messo la copertura dove serviva, insomma. Qui non c'era il problema. Mi sembra che abbiamo coperto l'80% della galleria, tanto per darti un dato. Con questa plastica, no, che sembra ancora invece un materiale, però insomma sta venendo molto bene. Dove stiamo camminando, ripeto, è già terminata. Adesso arriveremo in fondo, vediamo quanto manca. Ieri ero qua, ho passato un'ora con gli operai, insomma adesso vediamo. I suoi alleati abbiano perso fiducia in lui, soprattutto molti cittadini l'hanno persa. Andando avanti, non ci consegnavano materiali. Non ci consegnavano i materiali perché sai che col 110 tutta l'Italia è senza materiali e avevamo quel problema lì. Adesso sono arrivati e adesso vedrete che stanno lavorando. E le famose luci appunto che saranno lungo tutto il percorso sono queste. No, ecco, tanto per dirti. Stanno continuando in questo momento a montarle. Lungo il percorso del New Jersey stiamo montando queste luci, le vedi, che saranno anche una cosa molto simpatica, nel senso che quando entrerai in galleria avrai proprio una guida che sarà difficile, insomma, guarda che bello, guarda che bello. Vuoi una per casa? No, grazie. Euro. I comitati per l'ovovia, i comitati per la piscina terapeutica. I tasselli. I tasselli che vengono fissati dentro e poi tengono la copertura, li vedi? Questi poi si allargano, vedi quando poi li battono col martello si allargano. Faccio vedere questo macchinario, praticamente viene gestito e guidato direttamente dall'operatore che è a bordo e quindi con estrema attenzione i due si coordinano nel momento in cui devono inserire il tassello dopo aver trapanato, e quindi una volta che hanno trapanato per altura,
i comitati di San Giacomo dicono che c'è un malessere tra i cittadini. Avvitano mantenendo anche uno spessore. E noi siamo qui per chiedere che questa amministrazione dia un cambio di passo oppure si faccia da parte. Che inseriscono dietro ognuno di questi pannelli perché appunto ci sia la possibilità per le gocce di scorrere e finire nelle canalette. Da quando siamo qui circa 10 minuti questo pannello ulteriore, quindi 1 metro almeno, è stato pienamente installato. Fra 3 pannelli abbiamo finito la parte verso Piazza Foraggi, dopo manca questa a destra, vedi? Però vedi, ogni pannello si va avanti in maniera abbastanza veloce. Adesso volevo farti vedere, per far capire ai nostri concittadini, cosa abbiamo messo sottoterra. Guardate i contenitori, questi cavi. Guardate la quantità di contenitori per un totale di 20 km di tubi. Oh, attenzione, non un tubo qualsiasi, di questo diametro. Con questo diametro. Guardate la quantità di contenitori che abbiamo, guarda. Guarda, questi sono i tubi, no? Guarda. Questi sono stati messi sottoterra per 20 km, ma non solo per la galleria, ma perché servivano e devo ringraziare anche Era che ci ha dato una mano. Guardate quanti contenitori ci sono, guardate. No, perché quando si parla poi bisogna avere anche, guardate la galleria si poteva aprire anche prima? Sì? Sì, però io non ho voluto aprirla perché questi poi l'avrebbero chiusa di notte e lavorato di notte. Andate avanti, 20 giorni più, 20 giorni meno, non cambia la vita a nessuno. Cambia soltanto per quelli che mi criticano. Cosa è successo? Pomidottone, manici di Pronti a indossare maschera e boccaglio. Non sapevo come spiegarla.